È l'unione sindacale di base con Unicobas e Cobas ad avere proclamato per domani un'agitazione di 24 ore per protestare contro le novità previste dal Jobs Act. La mobilitazione riguarderà il trasporto pubblico con modalità diverse da città a città. Incroceranno le braccia anche i controllori di volo e gli addetti al servizio ferroviario, ma disagi potranno coinvolgere tutte le categorie, dalla scuola alla sanità, dal pubblico impiego al lavoro privato. Si protesta per manifestare dissenso contro la precarizzazione dei contratti, le politiche di privatizzazione delle aziende pubbliche e contro tutte le politiche che stanno limitando fortemente il diritto di sciopero. Nell'arco della giornata, precisano AVM e CTV, potrebbero verificarsi ritardi o irregolarità nelle linee automobilistiche e di navigazione dei trasporti, anche se, data la percentuale di rappresentatività delle sigle sindacali, ACTV spiega come il servizio dovrebbe svolgersi regolarmente, fatti salvi occasionali ritardi o irregolarità. Analoghi disagi sono possibili anche nella raccolta dei rifiuti e nei servizi sanitari e scolastici. Veritas, dal canto suo, ha annunciato che potrebbero esserci problemi nella raccolta dei rifiuti. Fra le manifestazioni in programma ricordiamo quella prevista a Venezia, con ritrovo alle 10:30 a Piazzale Roma.